portato? Maria Andrea, ma non ti portai oggi? Che spettacolo, eh? Ti ho portato da Valentina. Valentina, Buongiorno amici, benvenuti. dove ci troviamo oggi? Ci troviamo a Custonaci e in particolare ci troviamo a casa mia al Calabugut Hotel. Bellissimo, siamo arrivati qua, Andre? Sì, già sento odore di sale, sarà Trapani vicino? Sì, sì. Ma forse è meglio che Forse- andiamo a mangiare pesce pure, no vabbè. Restiamo sul dolce. Sì. Allora a San Vitolo Capo, vicinissimo, proprio, ma che bel posto, noi non Bello. l'abbiamo mai visto, ma cosa si mangia a San Vitolo Capo? A San Vitolo Capo, diciamo una delle pietanze ormai più famose, è sicuramente il couscous, nello specifico il couscous di pesce, che è una ricetta trapanese, però diciamo nel corso degli anni è diventata una loro tradizione. Vero, ancora non ci hanno invitato Luisa, ma quando ci Ci andremo, ci andremo. Va bene, tutto pronto. Allora, benvenuti su Cucina Sicula. Vogliamo realizzare questa ricetta e abbiamo tantissimi ingredienti. Cosa ci preparerai o cosa prepareremo insieme? Allora, oggi prepareremo insieme le paste di mandorla, utilizzeremo un'antica ricetta della nonna, con pochissimi ingredienti genuini, quasi tutti ingredienti locali, quindi abbiamo la farina di mandorle, che sono realmente mandorle pelate e tritate, e poi abbiamo lo zucchero a velo, il miele, che ci tengo a precisare che questo è un miele di produzione locale, viene Buono. prodotto a Buseto da gente, come dire, devota Nostrana. al terreno, sì. Wow. Ed è un miele veramente eccezionale. Devo dire anche che è stato molto apprezzato dai miei Dai ospiti. tuoi ospiti. Vero, ottima nota sul miele perché ormai se ne Sì. trovano origine Europa. Parliamo Europa. sempre di olio in Sicilia, che ben venga, però non solo olio, ecco. Va bene, quindi tutto pronto, adesso vi spiegheremo meglio gli ingredienti. Luisa, sei pronta? Allora, stavolta niente scacci. No. Allora, per le nostre paste di mandorla useremo 500 g di farina di mandorle pelate, 300 g di zucchero a velo, 5 albumi d'uovo, un cucchiaio abbondante di miele, e poi per le varie decorazioni abbiamo scaglie di mandorla, granella di mandorla, gocce di cioccolato e le ciliegie candite. Luisa, Allora, iniziamo a mettere la farina di mandorle e a mischiare con lo zucchero a velo piano piano. Io nel frattempo Tu ti cosa fai, preparo Vale? gli albumi. insomma, Ci questa vogliono ricetta è una ricetta famosa, qualsiasi turista viene in Sicilia. Sì, diciamo che è uno sicuramente, come dire, dei nostri prodotti più ricercati dal turista. Poi assieme alle paste di mandorla abbiamo anche tanti dolci con la ricotta Bene. dalla sbriciolata, che magari dopo, se abbiamo un po' di tempo, vi farò vedere. E il cannolo, anche il cannolo, come dire, in ogni zona della Sicilia troviamo delle diverse, insomma, lavorazioni. Anche noi abbiamo il nostro cannolo siciliano. Ecco, sì, sicuramente. E anche la cassatella. La cassatella Lì infatti ci dividiamo in tante idee, tante cassatelle. Allora, noi nelle zone nostre ragusane è al forno, no? Cassatella Cassata. perché è fatta con l'impasto un po' più rustico e non viene fritta. Poi abbiamo assaggiato anche stamattina un altro tipo, no? Sì. Questa che invece è fritta, poi messa nel miele, insomma. Sarebbe bello fare anche un video con tutte queste cassate. Sai che sono come come le varianti, paese che vai, usanze che vai, Valentina. cassate che trovi. Cassate che troviamo. E Noi- quindi stiamo andando a vedere anche il modo che questa ricetta è una ricetta veramente così fatta a mano. Non- certo, si potrebbe usare una assolutamente. planetaria, Ora andiamo a qualcosa. mettere le mani in pasta. Guarda, quando lavoro i grandi quantitativi, sicuramente, insomma, le macchine aiutano. Però quando devo fare poche quantità, il piacere di Delle impastare mani. con le mani, secondo me, fa sempre la differenza. Beh, da ricordare che adesso ci scriveranno, questa ricetta contiene lievito? No, No. questa ricetta va bene sia per chi è celiaco, e va bene anche per i vegetariani, non va bene per i vegani, Perfetto, sì, vegano. perché abbiamo l'albume d'uovo. Se no ci dobbiamo mettere la banana al posto dell'uovo, quindi... Però ci limitiamo alle Magari, tradizioni. magari potremmo sperimentare una versione alla banana, perché Chi lo sa? Prima dovremmo diventare vegani, no scherziamo. Mm, Siamo contenti Guarda, di soddisfare tutti. la vedo veramente difficile.
Quindi Luisa, l'impasto è perfetto, queste dosi Perfettissimo. sono veramente accurate, quindi Sì. seguite questa ricetta. Ovviamente questa L'impasto, ricetta come vedi, si mantiene abbastanza morbido. Sì, è vero. Poi adesso noi lo andremo a lavorare immediatamente, ma subito. diciamo che sarebbe consigliabile tenere l'impasto anche un'oretta in frigo in frigo, modo che si riposare, compatta. sì. Però Vero. diciamo, ecco, non Ma Luisa, se io voglio questa ricetta, dove la posso trovare? A parte qui al canale. nel mio quaderno. Nel quaderno di Valentina, Ma ecco. come? Cucina Sicola è pure in collaborazione con un blog. Certo. Con chi? Aiuta. Ah, con questo naggio, Maria. Oh, perché ha messo sia il guaccio, Diciamo che lui ha fatto Ragazzi, uno mi scherzetto raccomando, e tu ci grazie sei a tutti. cascata. Grazie a tutti e grazie ragazzi di Custonaggi che vorremmo Grazie, conoscere prima o grazie. poi. No, siamo già a Custonaggi. Quindi vi ricordiamo il blog Custonaggi Web ha pure la rubrica Cucina Sicola. Ma che onore, Luisa. veramente. Auto Grazie, televisione. grazie. Noi Auto qua in televisione. Sicilia dobbiamo trovare altre collaborazioni, non vediamo l'ora se ci invitate di venire anche da voi. Allora, che facciamo? Allora, Siamo quasi pronti. Siamo quasi pronti. Ok, lasciamolo un po'. Sì, ora lo riposare. Lasciamo Sì. riposare per sì. qualche minuto e Io poi vado a lavarmi torniamo le per mani. iniziare a preparare le nostre formine. Sì, ora facciamo i biscotti. Ok. Allora, vai Luisa. Quindi adesso stiamo preparando le nostre Sì, palline. facciamo le palline di circa Esatto. 20 grammi, non le andiamo a Esatto, pesare. poi le passiamo appunto nello Lo zucchero a velo velo e poi le possiamo decorare in tantissimi modi. Vediamo, Valentina, Iniziamo come li facciamo. con le mandorle. Quindi semplicemente poggiamo la nostra mandorla e facciamo un po' di pressione al centro. Poi ricordiamoci che il biscotto, una volta che sarà in cottura, tenderà ad aumentare di volume, quindi lasciamo sempre un margine di spazio. Sì. ecco. La vedo molto afferrata nei biscotti. Poi possiamo fare con la ciliegia candita, in questo caso io ho preso le ciliegie, ma si può preparare anche la scorza d'arancia o la scorza di limone candita. Diciamo che a parte l'impasto, ma anche nell'impasto si può variare, ma Sì. diciamo le decorazioni possono Variare, sì. possono variare assolutamente. Io l'ho fatta da poco la scorsa di arancia e di limone. Si sa Io non l'ho mai fatta, ma ho in programma di farlo, ho già raccolto le arance dal giardino di papà. E allora, Insomma, sembra che il chilometro zero sia un vizio di famiglia. Sì, per me è proprio una scelta di vita, sia perché penso che veramente abbiamo tra i prodotti, tra le materie prime diciamo più buone d'Italia, lo posso dire? E poi perché insomma io amo il mio territorio e mi piace, come dire, quando posso e come posso fare qualcosa per valorizzarlo. Possiamo anche decidere di non mettere nessuna decorazione, ma semplicemente dare al dolcetto una forma il particolare. pizzicotto, Questo di qua, esatto, ad esempio è il pizzicotto. che è usato molto nelle nostre zone di Modica. Io devo Del dire Ragusano che c'è questa forma. che è una delle forme favorite dagli ospiti, perché forse diciamo, questa forma consente una cottura tale più omogenea ed è più gradita dall'ospite. Ho notato, diciamo, Sì. questa cosa nel farle. esatto, sì. Allora, Valentina, cosa volevi spiegarci? Qualche altro Allora, segreto di questo Sì, biscotto unico? allora, diciamo che un'altra tipologia di decorazione possiamo, senza passare il dolcetto dal Nello zucchero a velo, quindi mantenendo questo stato appiccicoso, Appiccicoso. lo passiamo nelle scaglie di mandorla, che poi una volta colte nel forno si scuriranno e daranno anche questo, diciamo, una spinta alla decorazione. Grazie. Wow. Ma io nel frattempo penso ai commenti sotto. Ma sto video è in siciliano, Luisa? Ma parlare in siciliano. Certo, io pronta sogno. Si Ah, ok. pronta. E infatti, noi siamo figli del menolare. Quindi continuiamo a fare la ricetta. Ma che faccio? Me ne Questi sporco le capelli mani? che Sono un po' mi volano, indeciso. sono un Sai, uno che mi piace, forse anche non proprio tradizionale, è quello anche col chicco di caffè. Tu lo fai, Valentina? No, quello No. col chicco di caffè no. Me ne passi un'altra senza lo zucchero Sì. a velo, ne facciamo una variante anche con la granella. Ah, Vabbè. granella, vero, giusto. Vabbè, io non me ne La metto sporco qua? le mani, niente, ragazzi, io controllo l'operato. Vabbè, altre piccole varianti possono essere. Assolutamente, Col- diciamo che Bella c'è spazio per si può fare anche con la granella di pistacchio, Bravissima. si può anche immergere nel cioccolato. Ci sono veramente tantissime varianti. Scusate, ma oggi il vento non mi è amico con i capelli. Speriamo che il vento sia amico almeno per l'audio. E va bene, quindi
Ma questa ricetta chi l'ha inventata, Luisa? Tu che ne sai? Sua nonna. Ragazzi, abbiamo un bel pubblico, almeno fateci un applauso. Pubblico, l'applauso! Pubblico all'aperto che si è preso tempo per venire a trovarci, grazie. E in realtà ci facevano notare durante il viaggio, perché poi noi siamo vicini ma lontani. Sta Sicilia diventa così grande. Grande, ma è lontano. Per davvero, Ci allontana, per sì. davvero potevamo essere qualche stella di un'altra bandita. No, non siamo stati. Però, a parte questo, ci diceva Salvatore, abbiamo fatto la strada di andata e la strada di ritorno. In realtà ci rimane poco tempo. Però questo bar a Custonaci, che dice Luisa? Ci andiamo? Certo che ci Io andiamo. dico che se siete Ma- arrivati a Custonaci, la Grotta Mangiapane e il cannolo siciliano Ci dobbiamo andare. della mia, io la chiamo Giusina, in amicizia, ma sono due tappe obbligatorie. Sì, però tu ci devi dare già subito, svelare l'arcano. Ma è pecora o mucca? Assolutamente pecora. Vedi, noi siamo abituati che è mucca. 100% pecora. Vabbè, dai, magari sì, ne portiamo qualcuno di là, che ragazzi Tra l'altro potete gustare, anche se gradite, le cassatelle fritte con la ricotta, con le gocce di cioccolato, e magari trovate qualche piccola genovese con la crema, con Buone. la ricotta. Poi ci fanno i commenti che dobbiamo fare la dieta. Va bene, allora ci siamo quasi, la teglia è quasi completa, ne faremo qualcun altro. E adesso per il forno diamo solo le ultime indicazioni. Ok. Adesso, Luisa, posso lasciarti un attimo e vado a preparare il forno. Ok, Ok? vai. Andiamo nella cucina di Valentina. I biscotti sono pronti, adesso li inforniamo a 180 gradi per circa 20 minuti. Ecco qui, bravissima Valentina, arriviamo alla perfetta cottura di questi biscotti. Vedete, sono dorati, sono perfetti e così continuiamo. Luisa, ma allora siamo pronti? Sono prontissimi. Wow. Sono Valentina. pronti, li abbiamo appena sfornati, adesso li sistemiamo un attimino nel nostro E piatto poi ce la e poi ce l'assaggio. Bravissime, bravi, mamma mia, che brave cuoche. Qui dovete venire assolutamente ad assaggiarli. Bravissima Valentina e anche Luisa. Siete stati anche velocissimi. Questo si fa bene, non è l'importante è che l'impasto si va a riposare in frigo un po'. Esatto, sì, questo è un Mm. passaggio importante perché serve proprio a compattare, a far asciugare E l'albume. poi è tutto facile. E poi è tutto fatto. Quindi abbiamo prodotti super siciliani. Mi raccomando, non compriamo cose di Va troppo bene. lontano e andiamo a valorizzarli. Bravissima Valentina. E adesso a te per l'assaggio. Ma allora io sono veramente venuto stavolta sul lupo in mangiare. Dai Luisa. che non No, vedevi, io lo prendo dai che qua. non vedevi Io lo- l'ora, Io lo prendo qua e lo facciamo vedere anche da vicino. Oh, già l'ho rotto. Va bene, facciamo vedere anche dentro. perché sono molto freschi. Sì, ancora sono caldi. Vi faccio vedere all'interno cosa si è creato. Vediamo. Mm. Un po' a luce, ci aiuterà. Ma che dobbiamo fare questi cellulari? E questo all'interno, vedete, perfettamente cotto. E deve avere anche un po' di croccantezza, no? Sì, all'esterno Allora- sì, però per la croccantezza bisognerebbe aspettare qualche altro minuto che si asciugano perfettamente. Perfetto, ma vogliamo assaggiare? Io non lo so. Io sto aspettando te per sapere come sono Intanto venuti. aspettiamo a te, com'è? Mm, Buono? non è mandorla. Non lo dire alla Buonissimo. nonna. Mm. Ma noi ce l'abbiamo assaggiato. Il suo commento quindi è stato positivo. E Secondo certo me che dobbiamo potete continuare a assaggiarlo. farlo. Dai Luisa, Buonissimi, Andiamo? buonissimi. Io prendo la complimenti. ciliegia. Mm, non dovrei dirlo ma io li adoro. buono. Ma come la fai sta dieta? Non ce n'è. Luisa, queste le mettiamo pure nelle 40 ricette. Ricordiamoci La di prima. prepararne qualcuno per il nostro amico di Custonaci Web. Sì, è vero. Ma vediamo se viene. Bene. No? Perché lui è un golosone. Mi sento meglio. Salvo, vieni. Allora, Salvo l'altro giorno sono venute altre persone. Salve a tutti. Doveva assaggiare e chi ti parlavano. E c'era Salvo che faceva ram. Qua non Com'è? c'è bisogno. Niente. Scusa, che ci siete andasciata, bene? Non l'ha capito bene. Ora- No. Buonissimi davvero. Va bene. Buoni, buoni. Possiamo chiudere. Bene ragazzi, grazie a tutti per aver seguito questo video. Grazie per averci ospitato. Grazie Martina. a voi per essere venuti qui a trovare me e a trovare il nostro splendido Bello, paese. bello.
Ragazzi, non è copione, ci sentiamo quasi quasi in famiglia, veramente. Vero, un vero. bellissimo posto. Questa è la cosa più bella che potete Sì, vero, dirmi. vero. Ecco. Quindi anche voi venite qui a visitare il posto, vi aspetta anche poi la possibilità di poterle assaggiare. E non solo paste di mandorla. Certo, ovviamente. Certo. Mi raccomando, seguiteci, presto poi vi faremo vedere anche questa ricetta nel famoso libro che molto probabilmente riusciremo a fare. Grazie a tutti. Luisa, chiudi tu perché io ho già parlato assai. Vero. Ma andiamo a parlare in siciliano. Allora, Valentina, grazie. Grazie a voi. Ringraziamo grazie a Gustona G-Web perché grazie a lui siamo qua in questo posto bellissimo a Cala Buguto Buguto. Hotel. E allora vi saluto e seguite sempre ricette flash, cucina sicula, le ricette di Luisa. E Calabuguto Hotel. Ciao! Trovate tutto giù, alla prossima. Non si può nullare Raucca, allora continuo. Mangiate, mangiate. Tanto...